Il nuovo impianto fotovoltaico ultimato lo scorso marzo e il nuovo parco mezzi elettrici del Trieste Airport rappresentano un passo importante per la svolta green dello scalo aeroportuale del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo della società di gestione è quello di arrivare alle zero emissioni di CO2 entro il 2027, possibile grazie ad investimenti mirati come quelli presentati oggi e già operativi. Noi facciamo del nostro meglio per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Saremo il primo aeroporto italiano a raggiungere la net zero nel 2027, quindi mezzi elettrici, pannelli fotovoltaici e poi naturalmente non dimentichiamoci i collegamenti con i mezzi pubblici per l'aeroporto, che anche questi danno un contributo significativo alla riduzione dell'impatto ambientale. Per raggiungere la completa decarbonizzazione, oltre al nuovo impianto fotovoltaico integrato con batterie e alla sostituzione dei mezzi operativi in elettrici, Aeroporto Friuli Venezia Giulia ha inoltre programmato nell'ambito del piano quadriennale degli interventi 2024-2027 approvato dall'Ente Nazionale Aviazione Civile investimenti per la riduzione della dispersione energetica dell'aerostazione, installazione di nuove unità di trattamento dell'aria e nuove pompe di calore che miglioreranno l'efficienza energetica dello scalo, riducendone sensibilmente i consumi. Grazie alla sinergia con la Regione e l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, Trieste Airport dallo scorso mese di aprile al prossimo ottobre copre l'intero fabbisogno energetico con il nuovo impianto fotovoltaico integrato con batterie. L'impianto è realizzato su due aree distinte, uno in copertura dell'edificio parcheggio multipiano del polo intermodale di Trieste Airport e il secondo in area airside in modalità posa a terra. Oggi in Europa, solo in Svezia, ci sono aeroporti totalmente decarbonizzati, vuol dire non avere nessuna fonte di CO2. Con questo nuovo impianto fotovoltaico che ha uno storage anche, quindi delle batterie, e con la trasformazione del parco mezzi in mezzi elettrici, noi sostanzialmente già oggi riduciamo del 75% le emissioni di CO2. Consideri che noi da aprile ad ottobre, in questo periodo qua, siamo completamente autonomi, cioè produciamo da fonti rinnovabili in autoconsumo, anzi anche in eccedenza perché una quota parte mettiamo in rete. Tutte queste attività portano il Trieste Airport sotto i riflettori nazionali e internazionali in termini di investimenti virtuosi nei confronti dell'ambiente. Oggi noi poter confidare nell'aeroporto green d'Italia qui a Trieste è evidente che è un esempio che evidentemente noi tendiamo come elemento di contaminazione su tutto il resto. Siamo confidenti anche che prima del 2030 questo aeroporto sarà totalmente green, quindi il traguardo della decarbonizzazione per la parte infrastrutturale arriverà ben prima del 2030 e questo ci dà anche forza per aprire discussioni importanti anche in sede internazionale.